Bentornati su un appuntamento con le previsioni meteo. Prima di entrare nel dettaglio vi avviso come arriverà questo weekend un video dedicato anche alla mia situazione per quanto riguarda il punto di salute, e quindi vi darò dettagli anche per quanto riguarda come sta proseguendo. E io intanto continuo a ringraziarvi del supporto, ma andiamo subito al punto perché questo sarà un weekend contraddistinto da un anticiclone in rinforzo dopo il ciclone Ines che sta portando maltempo proprio al sud Italia. Adesso andrà con calma attenuandosi proprio nel corso dei prossimi giorni. Vi accenno come però si intravede nel lungo termine un anticiclone comunque ben posizionato sull'oceano nord Atlantico, e come vedete invece un lungo passaggio di perturbazioni atlantiche che riusciranno quindi a transitare da sud-ovest verso l'Italia, colpendo appieno soprattutto il nord ma anche parte del centro, con quindi un frequente passaggio instabile nel corso della prossima settimana, e quindi si prospetta ancora con temperature leggermente sotto la media. Gli ultimi temporali agiranno nella fase instabile nella nottata e nella mattinata di venerdì sud Italia, soprattutto sulla Puglia, il versante ionico, oltre al basso Adriatico, e ovviamente questo passaggio sarà poi rapido e subirà un indebolimento. Il nord non verrà interessato se non nella nottata per ultimi scrosci di pioggia sull'Emilia Romagna, mentre come vedete questa è l'analisi per le precipitazioni attese, come vedete soprattutto sulla Calabria, quella più colpita, e lungo appunto il versante ionico, il basso Adriatico, lungo le coste. Poi come vedete la giornata di sabato questo minimo depressionario al nord-est dell'Europa continuerà a stazionare, a portare il passaggio di qualche rovescio sparso che interesserà però, vi ricordo, solamente le prealpi nord-orientali e quindi i settori anche dolomitici. Rapidi passaggi nel pomeriggio ma comunque veloci in attenuazione. Altrove invece avremo prevalenza di sole, bel tempo, comunque con passaggio di nubi alte, rasserenamenti, possibile qualche goccia come vedete anche sull'Appennino, molto più probabile invece come dicevo anche su Oriente. Qualche ultimo passaggio, accenno anche nel pomeriggio sulla Calabria per qualche possibile residuo temporale, ma poi domenica ecco come si espanderà un po' di più l'anticiclone. Avremo temperature anche in rialzo, soprattutto al sud, punte anche oltre di 25 gradi, mentre altrove saremo sui 21-23 gradi, insomma nulla di eclatante, temperature quindi primaverili gradevoli nella media. Poi per quanto riguarda, attenzione, vi ricordo l'avvicinamento di questa depressione che vedete proprio a partire dalla Spagna, che progredisce lentamente ad avvicinarsi da ovest verso est, quindi come vedete a giornata di lunedì riuscirà ad avanzare verso l'Europa occidentale, raggiungendo quindi la Spagna. Attenzione perché questo minimo depressionario porterà poi a una fase più dinamica proprio sul nord Italia a partire dal 20. Questa è una tendenza ancora da confermare, ve lo dico, ma come vedete l'importanza sta nelle temperature che aumenteranno anche fino a 30 gradi addirittura ad inizio settimana al sud Italia, in particolar modo sulla Sardegna. Questa la regione più colpita appunto da questa ondata di caldo africana. Ovviamente il seguito invece si farà più dinamico. Ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Seguiteci sempre.